parlare, senza il mio avvocato non parlo. La voce al citofono è quella della madre del quindicenne rinchiuso nel carcere minorile di Treviso con l'accusa di aver tentato di uccidere, aggredendola e accoltellandola, la 26enne di Marocco di Mogliano Marta Novello, che ieri pomeriggio verso le 17 stava facendo jogging poco distante da casa, in via Marignana. E l'ipotesi della rapina finita male non convince. Chiusi nel loro silenzio la madre del ragazzo e i nonni, al capezzale della figlia, l'ingegner Luigi Novello, già presidente di quartiere, e la moglie Chiara, molto attiva in parrocchia. Marta, raggiunta da 20 colpi di coltello, è stata operata ieri in serata all'ospedale Cafoncello per essere stabilizzata. Ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. Le famiglie dei due ragazzi abitano a poche centinaia di metri l'una dall'altra, ma se i due giovani si conoscessero al di là di incrociarsi in paese resta da chiarire. I vicini di casa del quindicenne parlano di una lite ad alta voce domenica tra il ragazzo e i familiari. Le urla e le grida erano forti comunque. Le urla e le grida erano forti. Litigavano? Forte, fortissimo. Io stavo solo in cucina con la bambina neonata e ho sentito sbattere le porte, tutto, gridare. E sentivamo gridare, sbattere le porte, vattene, vattene, vattene. I negozianti l'hanno visto crescere qui nel quartiere, il quindicenne. Visto da piccolo e insomma non ci si aspettava una cosa del genere, ecco. Mi sembra molto strano che un ragazzo di 17 anni in bicicletta vada a rubare una che corre. Cosa avrà, un telefonino? Avrà avuto al massimo. Quindi mi sembra strano che sia un'aggressione normale. Il pensiero di tutti ora va a Marta. Per quello che sempre l'ho vista io, ragazza tranquillissima, educatissima, gentilissima, il padre ancora meglio. Sinceramente spero che se la cavi il prima possibile e che sia meno grave di come è stata descritta la situazione.